Mezzanotte e 43 minuti, zero branco. Eccola in questa immagine che Media Nord-Est può mostrarvi in esclusiva l'auto guidata da Filippo Turetta, la grande punto nera targata FA015YE, che nella notte tra sabato e domenica è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza. La prima volta che si vede uno scatto delle telecamere dislocate lungo le nostre strade, uno dei frame che certificano i movimenti dell'auto la notte della scomparsa. A solo poco più di un'ora di distanza dal passaggio nella zona industriale di Fossò, registrato alle 23:30, poco distante da dove sono state ritrovate le chiazze di sangue la cui provenienza non è ancora stata accertata. È buio, quindi non si riesce a capire chiaramente quante persone ci siano all'interno dell'auto, se una o due, ma proprio il passaggio in questa zona, dove sembra essersi fermata più a lungo, oggi si sono concentrate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco. Proprio oggi, nel giorno in cui Giulia si sarebbe dovuta laureare e poi festeggiare con la sua famiglia e gli amici. Noi speriamo sempre che ritorni e cioè non è neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso a me non importa della laurea, mi basta vederla. Sul cancello dell'abitazione in via Aldomoro a Vigonovo, Elena ha voluto ugualmente appendere i fiocchi rossi, perché questa è la giornata di Giulia, quella che lei attendeva da tempo e che oggi, come ha detto il papà, andava festeggiata. Ogni giorno che passa è sempre peggio, e anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente. E mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto, perché dico io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggio assieme a mia figlia. Questo non può essere, no? Nella vita di tutti noi, cioè, un momento di felicità trasformarsi in un momento di dolore. Non è concepibile, non è concepibile. Rinnoviamo l'appello, fate in modo che Filippo torni, e magari raggiungendolo con qualche messaggio anche di distensione, come abbiamo detto prima. Nessuno vuole fare processi adesso, non è il momento dei processi, vogliamo solo riabbracciare questi due ragazzi. Due famiglie, quella di Giulia e di Filippo, che stanno vivendo ore di angoscia, ma nonostante tutto Elena non ha rabbia, chiede solo di poter riabbracciare la sua Giulia. Io non penso che lui fosse una persona cattiva e nel senso, se ha sbagliato penso che possa anche rimediare al suo errore. Io non, nel senso spero che ci stiamo sbagliando tutti e che non sia come pensiamo, non sia come pensiamo, ecco. L'odio non è per sempre comunque e io sono convinta che odiare non porti da nessuna parte. Io però appunto cioè, ho un'unica priorità, che è sapere dov'è mia sorella, tutto il resto non importa. Qualsiasi cosa che sia successa o che succederà non è la mia priorità, ecco. Cioè io più passa il tempo più non so che cosa pensare di questa situazione, quindi cioè, io sento solo tanto la sua mancanza e il dolore di non sapere dove sia e se sta bene.